Secondo Veneto Lavoro, ad agosto si è registrato in regione un calo di assunzioni del 2%, con una perdita di 7.000 posti di lavoro rispetto al 2023. È il risultato peggiore degli ultimi anni. Ma nonostante questa battuta d'arresto, rimane il bilancio positivo di 77.000 posti guadagnati nel periodo compreso tra gennaio e agosto. Vista da Confapi Venezia, la situazione dell'economia regionale è in chiaroscuro. Riteniamo questo calo fisiologico e comunque il trend occupazionale positivo del 2024 rimane confermato. Vi sono però dei segnali, a giudizio di Confapi Venezia, negativi che vengono soprattutto dal sistema manifatturiero. Quindi abbiamo delle preoccupazioni, dei segnali preoccupanti relativi all'autunno. Quindi pensiamo a una ripresa di alcuni strumenti come la cassa integrazione. Confermata l'irreperibilità di alcune figure lavorative, specie quelle maggiormente professionalizzate, l'autunno potrebbe segnare un peggioramento del quadro occupazionale. Per questo, per il presidente di Confapi Venezia, Marco Zecchinel, i fondi del governo sono strategici. Si rendono quindi necessari e indispensabili i fondi del PNRR volti alla formazione e alla ricollocazione del personale, soprattutto in settori critici come per esempio l'automotive.